La sanità in Consiglio regionale, Longo, situazione precaria, Spirlì, azzerare il debito, il comparto è insostenibile e nel settore c'è ancora tanta malavita. Il dirigente della Protezione Civile Varone si dice soddisfatto per i numeri fatti registrati nella 2 giorni del Vax Day. Il virus preoccupa nel Cosentino, la positività è del 24%, un tampone su 4, lo dice il direttore sanitario dell'ASP di Cosenza che invita alla prudenza. La Calabria, per recuperare il gap sul numero di vaccini inoculati, avrebbe necessità di promuovere un Vax Day al giorno, intanto le dosi non utilizzate rimangono in frigorifero. La stragrande maggioranza degli studenti calabresi ha preferito continuare con la didattica a distanza, in pochi si sono presentati in classe. A Catanzaro protesta la filiera del wedding, a noi non pensa nessuno, sono quasi 2 anni che non lavoriamo. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque seduta del Consiglio regionale interamente dedicata alla sanità. Il presidente facente funzione Nino Spirlì ha sottolineato la necessità di azzerare il debito e sulle vaccinazioni ha detto a maggio previste 15.000 vaccinazioni al giorno. Seduta esclusivamente dedicata al tema della sanità, quella del Consiglio regionale, l'avevano chiesta a gran voce i consiglieri di tutti gli schieramenti nella scorsa riunione, sollecitando al presidente facente funzione Spirlì un'informativa sullo stato della sanità in Calabria alla luce dell'emergenza Covid, le mancate assunzioni di personale, la realizzazione di nuove strutture ospedaliere e l'avvio a regime della campagna di vaccinazione ancora a rilento. Per Spirlì la sanità in Calabria è a livelli insostenibili. La pandemia ha di fatto aggravato la situazione perché ha fatto emergere in tutta la loro drammaticità l'incapacità del sistema sanitario regionale ad offrire livelli minimi di assistenza sanitaria. Parlando poi del commissario alla sanità Longo, ha detto: qui da poliziotto ha svolto la sua battaglia contro la malavita e credo che questa battaglia anche da commissario la debba riprendere perché di malavita nella nostra sanità ce n'è ancora tanta. Spirlì ha poi citato un dato per delineare il quadro della situazione calabrese. Negli ultimi 10 anni sono stati investiti in sanità 15 euro pro capite a fronte dei 45 del resto d'Italia, ma ha anche ricordato che le troppe criticità e inadempienze del piano di rientro del 2009 non hanno consentito di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario nel settore e con i 2 decreti Calabria la Regione è stata totalmente esautorata dai poteri di programmazione e coordinamento. Per Spirlì è necessario l'azzeramento del debito sanitario. Ho inviato una richiesta accorata al Presidente Draghi, in quanto convinto che senza l'azzeramento del debito sanitario questa Regione non potrà mai ambire ad offrire ai propri cittadini il sacrosanto diritto alla salute. Il presidente facente funzione rivendica il lavoro svolto per migliorare la situazione della sanità calabrese. Con una sanità malata siamo riusciti ad ottenere risultati da sanità sana. Per quanto riguarda poi le vaccinazioni, ha sottolineato che da qui al prossimo 5 maggio arriveremo a più di 15.000 vaccinazioni anti-Covid al giorno. L'informativa di Longo in Consiglio regionale conferma l'asse con Spirlì. Qui ha detto: perché amo la Calabria, non per arricchirmi. L'ex questore sottolinea di aver trovato una sanità in situazioni precarie sotto l'aspetto gestionale e funzionale. Longo ha poi informato di aver già avviato il nuovo programma operativo 2022-2024, poiché ha detto quello 2019-2021 è ormai inattuale rispetto all'emergenza Covid-19. 2 giornate da record per le vaccinazioni in Calabria, numeri da regione virtuosa nei Vax Day che hanno fatto salire la percentuale dei vaccinati rispetto alle dosi ricevute oltre l'80%, un esempio di come rendendo più veloci le procedure si potrebbe immunizzare la maggior parte della popolazione in breve tempo.
Se in Calabria fosse ogni giorno un Vax Day, riusciremmo a immunizzare la popolazione in tempi brevi. 34.500 persone vaccinate nel weekend, per lo più over 60, che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. Le inoculazioni dei cittadini calabresi sono schizzate a 481.664, portando la percentuale rispetto alle dosi consegnate sopra quota 80%, sempre la più bassa in Italia, ma meno distante dalle altre regioni. 592.770 le dosi ricevute in regione, ancora oltre 100.000 quella a disposizione per le seconde dosi. L'ultima fornitura in ordine di tempo riguarda dosi di Moderna e AstraZeneca, 360.000 giunte a Pratica di Mare, da dividere per le regioni. Tornando al Vax Day, nonostante le polemiche e il balletto di informazioni contraddittorie sulla necessità di prenotarsi sulla piattaforma o meno, le 19.000 vaccinazioni del sabato e le 15.530 di domenica sono un buon risultato, considerato che nei weekend precedenti il ritmo delle inoculazioni era invece sceso sotto la media giornaliera. In provincia di Cosenza quasi 14.000 le vaccinazioni in 48 ore, 7.703 sabato, 6.206 domenica, oltre 8.000 le dosi di AstraZeneca utilizzate per prime inoculazioni, 4.300 di Pfizer e 1.200 di Moderna, in larga parte per seconde inoculazioni. Grossa soddisfazione per queste 2 giornate. Diciamo che questo Vax Day è stata un test di prova per la sanità calabrese, per l'organizzazione, per il volontariato, per tutte le persone che sono state inserite all'interno di questa organizzazione. Chiaramente dobbiamo ringraziare il generale Figliuolo, la Protezione Civile, tutte le persone che hanno collaborato in questa attività. Considerate che noi già prima del Vax Day abbiamo preso come riferimento i target nazionali che sono stati assegnati alla Calabria, che per la giornata del 24 e 25 sono stati superati abbondantemente e sono stati già dati in sede di unità di crisi a tutte quante le ASP regionali e alle aziende ospedaliere per raggiungere insomma questi target e far sì che si arrivi, come già abbiamo detto, nel weekend prossimo già a 15.500 vaccini, a prescindere che ci sia il Vax Day registrato o dichiarato. Diciamo il target di oggi dovrà essere almeno 11.500 vaccinazioni, quindi da qui stiamo preparando una pagina sul sito della regione R-Covid dove metteremo in chiaro questi dati e aggiorneremo puntualmente ogni mattina il dato del giorno precedente in modo tale da capire quali sono i territori che stanno superando i target assegnati e quelli che invece ancora non lo stanno facendo. La prenotazione è un qualcosa di obbligatorio che noi consigliamo vivamente perché dà la possibilità di evitare quei disguidi che ci sono stati durante il Vax Day. Sappiamo che in alcuni centri ci sono stati assembramenti, in alcuni punti è dovuta intervenire la polizia. Dobbiamo dare la serenità ai medici che fanno la loro attività di sapere quanti vaccini devono inoculare, si devono programmare e testare per poter scongelare le dosi, per sapere quante anamnesi devono fare, sapere gli infermieri quante vaccinazioni dovranno fare, quindi è necessario fare la prenotazione, così come buona abitudine quando andiamo al ristorante facciamo la prenotazione per avere il tavolo ed essere serviti subito. La stessa cosa per il vaccino, è una procedura molto semplice. Domani sarà attivo questo numero regionale dove sarà possibile segnalare eventuali disguidi che saranno velocemente presi in carico e risolti direttamente da noi. Questo numero telefonico sarà disponibile già da domani, c'è già un altro numero messo a disposizione da Poste dove è possibile prenotarsi sulla piattaforma anche con un semplice SMS, quindi questa qua è un'altra attività che abbiamo messo su per poter accelerare tutta quanta la procedura. Sui caregivers noi abbiamo già caricato gli elenchi sulla piattaforma, pomeriggio lavoreremo sull'apertura dei calendari per far sì che possano essere trovati, essere disponibili i posti per le vaccinazioni. Con la funzionalità della piattaforma ogni soggetto fragile già censito potrà registrare fino a 3 persone. Questa è un qualcosa di importante. Allora ricordo il numero verde che per la prenotazione direttamente online, che è 800 00 9966. Il sito invece di riferimento lo trovate direttamente sul sito R-Covid-19 della Regione Calabria. Sabato e domenica prossima stanno iniziando una serie di iniziative per accelerare la vaccinazione su ottantenni e over 70,
per concludere quelle categorie velocemente, in modo tale che poi siamo in grado di poter richiedere l'apertura delle categorie che stanno sotto i 60 anni. Quindi dobbiamo velocemente chiudere queste attività, quindi over 80 anni come priorità, soggetti fragili, over 70, in modo tale che poi ci rimane come categoria over 60 e possiamo iniziare a lavorare anche su categorie inferiori. Estendere il Vax Day al fine di vaccinare più persone è la proposta del sindaco di Rogliano Giovanni Altomare. Inizio tortuoso, lo ammette il sindaco per il Vax Day nel centro vaccinale di Rogliano. Prenotazione sì, prenotazione no, nodo alla fine risolto, grande l'affluenza ma qualche dose è rimasta in frigo, esperienza che fa elaborare una proposta all'amministrazione comunale. Sono riusciti i medici a vaccinare fra sabato e domenica 360 persone a fronte di 500 dosi che abbiamo ricevuto, per cui sono rimaste 140 dosi. Io vorrei fare una proposta, che è una proposta diciamo così per il bene di tutti quanti i cittadini, è quella di estendere questo Vax Day in tutti i giorni della settimana, posto che Rogliano sono rimaste 140 dosi, ma se ci hanno possibilità di inoculare più dosi noi siamo a disposizione, mettendo ulteriormente a disposizione la struttura che abbiamo creato per poter vaccinare anche 7 giorni su 7 con i medici di medicina generale, con gli infermieri che ringrazio, e soprattutto con i volontari e i dipendenti comunali che in questi giorni ci hanno dato una grossa mano. Senza di loro non avremmo potuto fare tutto questo. Quindi oltre a questa proposta dico di dare la possibilità a tutti i centri vaccinali autorizzati di inoculare 7 giorni su 7, perché solo il vaccino può salvarci. Abbiamo sofferto troppo, il vaccino è l'unica speranza che ci rimane per poter diciamo sconfiggere questo maledetto virus. Giovanni Altomare ha fatto l'esperienza della malattia, ha ancora negli occhi il dolore di quei giorni che mai dimenticherà, sa forse più di altri che bisogna accelerare e non si tira indietro, anche adesso che rischia, per poter somministrare la seconda dose a domicilio, di pagare di tasca propria. Stiamo facendo una serie di sacrifici, i sindaci sono lasciati soli diciamo da questo punto di vista per poter fare quello che stiamo facendo. Io lo faccio perché diciamo so che cosa vuol dire ammalarsi da coronavirus, e questo significa sospendendo tutto me stesso, tutta la mia amministrazione sta dando tutto, perché abbiamo sofferto troppo, al di là poi di chi pagherà e di chi diciamo sono diciamo gli oneri. Noi ci stiamo mettendo tutto, e probabilmente anche questo diciamo è un nostro modo di fare politica, quindi servire i cittadini significa proprio questo. Per il Vax Day era necessario la prenotazione in piattaforma, ma in alcuni centri vaccinali, come ad esempio al Parco Acquatico di Rende, sono stati vaccinati anche coloro i quali non erano appunto provvisti della prenotazione. Per il Vax Day era necessario prenotarsi sulla piattaforma di Poste Italiane. Sono stati però molti cittadini che, interpretando il Vax Day come una modalità di fare il vaccino liberamente, si sono presentati comunque nei centri vaccinali. Ora in alcuni casi sono stati rimandati a casa, mentre in altri centri sono stati vaccinati anche gli ultrasessantenni che non avevano la prenotazione, come al Parco Acquatico di Rende. Cos'è successo? Lo chiediamo a Mario Rausa, medico vaccinatore. Io sono un semplice vaccinatore, medico di medicina generale prestato alla vaccinazione in questi centri vaccinali. Però mi sono congratulato con chi ha preso questa decisione, perché era impossibile e anche pericoloso non consentire a coloro che erano venuti dai paesi limitrofi, Montalto, San Fili, Marano e anche più lontano, non consentire la vaccinazione, in quanto era passato il messaggio che ci sarebbe stato questo Vax Day, quindi numerose persone, decine di persone giustamente si sono presentate. E chi ha deciso, i responsabili, bravi, perché hanno evitato una contestazione, una polemica che stava montando. C'era gente che ha cominciato a gridare inferocita, perché chiaramente pretendeva giustamente, ripeto, giustamente, di essere vaccinata. Quindi io mi sono solo congratulato. In coincidenza quel giorno c'ero io come medico vaccinatore insieme ad altri, mi sono congratulato con i responsabili per aver preso questa saggia e giusta decisione. Il nostro ruolo di medici di medicina generale tutti i giorni è avere a che fare con pazienti che hanno
purtroppo il Covid e che sono a casa reclusi, e con pazienti che dobbiamo convincerli a fare la vaccinazione, a fare il vaccino. L'unica arma, l'unica possibilità, l'unica opportunità per sconfiggere questo virus e per ne uscirne quanto prima in maniera migliore, a fare una vita migliore ed essere molto più sani. Quindi benvengano le vaccinazioni in qualunque modo siano, sulla piattaforma, su prenotazioni, con i Vax Day, nelle farmacie, dagli odontoiatri, ovunque si possa vaccinare, benvenga, perché vaccinare è importante, è fondamentale, dobbiamo vaccinare tutti, non lo dice un semplice medico di Rende, l'ha detto il presidente Draghi, l'ha detto il commissario Figlioli e mi sembra che lo dica anche il governatore regionale e il capo della protezione regionale. Quindi il messaggio che voglio passare è di premunirsi tutti di questa prenotazione tramite la piattaforma, oppure di approfittare, se ci saranno prossimamente degli altri Vax Day, per andare a vaccinarsi. Questo è il messaggio che voglio far passare e non quello invece che qualcuno dice che sono irresponsabile, che sono stato il responsabile del centro delle vaccinazioni o della decisione, nel modo più assoluto. Tengo a ribadirlo, il mio ruolo di medico di medicina generale che vuole fare tanti vaccini a tutte le persone nel più breve tempo possibile. Intanto un altro comune calabrese entra in zona rossa, si tratta di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza. L'ordinanza che la dispone è stata firmata oggi dal presidente facente funzione Spirlì, che contestualmente ha anche prorogato la zona rossa istituita nei comuni di Cutro, Acri e San Giovanni in Fiore. E in provincia di Cosenza 1500 i contagi nella settimana scorsa. I vertici dell'ASP invitano alla prudenza. In coda per i tamponi nel Cosentino il virus non arretra, 1500 i casi settimanali che fanno tremare il sistema sanitario e gli addetti ai lavori spiegano la fase delicata dell'emergenza e invitano alla prudenza. La situazione non è ancora tranquilla perché abbiamo un tasso di positività dei tamponi molto alto. Considerate che in Italia è intorno al 5%, noi abbiamo intorno al 23-24%, vuol dire che un tampone su 4 per noi è positivo. Il che significa che il virus circola ancora, il che significa che dobbiamo stare ancora molto attenti per cercare di evitare l'ulteriore diffusione. Mandatoriccio, Tortora, San Sosti sono solo alcune delle zone rosse di una provincia vasta come quella di Cosenza, i focolai imprevedibili come quello sviluppatosi nella struttura sanitaria dell'Irca. Anche avere il tampone negativo non assicura che non si possa sviluppare il virus nel giro dei famosi 14 giorni, e questo probabilmente è successo con una diffusione, devo dire, abbastanza limitata ai soggetti venuti in contatto con questo caso indice. Riteniamo che sia stata già tracciata appunto la situazione dell'Irca e che il focolaio sia stato circoscritto. Sul fronte vaccini, ecco il messaggio inviato dal COT ai soggetti fragili in attesa della seconda dose del vaccino Moderna ad Aprigliano. Come potete leggere, c'è scritto posticipato a data da destinarsi. Che cosa sta succedendo? Il problema è stato un ridotto numero di dosi di Moderna che ci è stato fornito. Ovviamente noi per garantire anche le prenotazioni abbiamo utilizzato tutte le dosi che avevamo, quindi non abbiamo sicuramente dosi nei frigoriferi e quindi questo ha comportato l'impossibilità a effettuare le seconde dosi a tutti. Mercoledì dovremmo ricevere l'ulteriore fornitura e quindi stiano tranquilli che nel periodo previsto, che come sapete è di 42 giorni, tutti quanti avranno la seconda dose. E vediamo i numeri del contagio nel consueto bollettino della Regione. Contagi in calo in Calabria, ma con meno tamponi processati. Oggi si registrano 185 nuovi positivi su 2068 tamponi eseguiti. Quasi tutti i contagi sono in provincia di Reggio Calabria. Nel dettaglio, infatti, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 11, Catanzaro 16, Crotone 0, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 142. Tra i contagiati ci sono anche 15 migranti che fanno parte del gruppo sbarcato ieri a Rocella Ionica. Ancora in rialzo i ricoverati
ricoverati in area medica con 11 nuovi ingressi. I pazienti ricoverati sono 482, mentre sono stabili a 46 quelli in terapia intensiva. 3 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 987. Parliamo di scuola. La stragrande maggioranza degli studenti calabresi ha preferito continuare con la didattica a distanza. Il nuovo decreto approvato dal governo, in vigore da oggi, prevede per le scuole che gli studenti delle superiori tornino in classe fino alla fine dell'anno scolastico, in zona arancione, come la Calabria, dal 70% al 100%. Il presidente facente funzione Nino Spirlì demanda la decisione alle famiglie, facendo scegliere loro tra la DAD o la didattica in presenza, ovvero raccomanda la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta. Raccomandazione che nelle scuole cosentine è stata ascoltata. Più della maggior parte degli studenti hanno scelto la didattica a distanza. L'afflusso è decisamente ridotto, su 695 sono solo 5 presenti. Le scelte delle famiglie sono chiaramente rivolte verso la prudenza, tanto più che poi ci sono alunni che utilizzano i mezzi di trasporto e diciamo che la preoccupazione è maggiore. Oggi su circa 1050 studenti abbiamo circa 102 presenze. Tra i due plessi, quello di via Repece e questo di via Sandro Pertini. La paura è veramente tanta e si può anche capire perché non solo non abbiamo ancora creato tutte le condizioni per poterli accogliere in sicurezza, quello a cui non si è dato veramente importanza sono i trasporti. Quelli ancora risultano essere molto ma molto preoccupanti e carenti. Un ragazzo del quinto anno, come sta vivendo quest'ultimo anno di scuola? Allora, per me è molto stressante, anche per i ritmi di quelli che erano la DAD, però secondo me in presenza potrebbe andare meglio. Hai paura del contagio oppure ti senti sicuro? Sì, siamo pochi, quindi la distanza può essere anche maggiore di 1 metro o 2, quindi non ho motivo di spaventarmi. Magari fossimo stati 50%, allora la situazione sarebbe stata differente. La Regione Calabria mantiene la democratica libertà di scelta per le scuole superiori e fino ad oggi, quasi ad unanimità, vince la DAD, ma quest'ultima modalità ha generato in tutti questi mesi dei seri e preoccupanti problemi ai giovani studenti, soprattutto a livello psicologico, come testimoniano le dirigenti scolastiche. Quello che stiamo denotando in alcuni studenti nostri è proprio questa apatia che si sta venendo a determinare in loro, soprattutto manifestando disturbi comportamentali. Si riduce quello che è l'impatto sociale, l'empatia e quelli che sono i discorsi legati anche ai bisogni degli adolescenti. E parlando con una neuropsichiatra mi diceva che le percentuali degli alunni, degli studenti che lei segue è aumentata del 30% in questa circostanza e noi lo viviamo effettivamente perché abbiamo confronti continui con operatrici sanitarie, con genitori i cui figli evidenziano questi tipi di problematica. La scelta delle famiglie è inequivocabile, il segnale che lanciano le stesse. Insomma, io ho l'1% della popolazione scolastica in presenza, quindi 12 persone. Quindi le famiglie hanno scelto la prudenza, hanno scelto l'attenzione. D'altra parte i numeri parlano chiaro, l'ultimo bollettino, quello di ieri, sono 484 nuovi infetti e quindi insomma è evidente che c'è un segnale che viene dalla sanità assolutamente allarmante. E i trasporti, è vero, ma anche le aule, a mio modo di vedere, diventano un luogo di assembramento. Vede, già al 50% il colpo d'occhio in un'aula è veramente incredibile, nel senso che l'aula si vede già piena. Se li mettiamo al 70%, io credo che non ci sia nessuna possibilità di rispettare neanche quel metro. Teniamo anche conto di un altro fatto, che la variante del virus oggi la trasmissione con la variante avviene anche per via aerea, non soltanto per le goccioline, per cui il permanere in aula 20 persone per 6 ore, io credo che il contatto, se c'è un positivo, il contagio, se c'è un positivo, è assicurato, direttore.
Ancora un'altra considerazione, se vogliamo. Oggi mancano 6 settimane esatte al termine della scuola. Un turnover al 50% significa che ogni ragazzo frequenta per 2 settimane, ossia per 15 giorni. Cioè neanche 15 giorni, chi ha la settimana a 6 giorni, 2 settimane sono 12 giorni, quindi un rischio che non possiamo, io credo che le famiglie non hanno voluto correre, ma oltretutto gli studenti che sono al 5º anno, che devono sostenere gli esami di Stato, è un rischio che non possono correre, quello di saltare gli esami di Stato, magari andare anche alla sessione straordinaria. Quindi insomma credo che bene abbiano fatto le famiglie ad assumere questa linea prudenziale, fermo restando che noi siamo qui, siamo a scuola, avevamo posto in essere tutte le misure che sono state dettate dalla normativa. Protesta nazionale del settore wedding, da Roma a Catanzaro, imprenditori in piazza per un flash mob. È una sposa attesa all'altare, ormai da 14 mesi, quella esposta in piazza Matteotti a Catanzaro, simbolo di un settore da 60 miliardi che ha sofferto più che mai la crisi da pandemia e oggi non chiede ristori, ma regole per lavorare in sicurezza. Siamo veramente in crisi, noi non chiediamo assistenza, noi chiediamo di poter lavorare, noi vogliamo una data per poter ricominciare, perché comunque chi crede in noi, nei nostri sogni, nel nostro lavoro c'è, ha solo bisogno di avere una data di ripartenza, non possiamo vivere in questo modo. Sono 2 anni che ci tengono nell'anonimato, nell'assistenzialismo, nell'aspettativa. Adesso vogliamo una data, ci dovete ascoltare. 50.000 aziende impegnate in esclusiva, 150.000 nell'indotto, una perdita calcolata che sfiora il 90%. Il flash mob organizzato a Roma in contemporanea in altri 11 centri italiani è rivolto ad ottenere una data di ripartenza. A seguito dell'ultimo decreto in cui il settore dei matrimoni è stato completamente ignorato, non è stata data alcuna data per una ripartenza, ma soprattutto non sono state adottate delle linee guida per una ripartenza sicura. Di conseguenza abbiamo deciso di scendere in piazza. Il lavoro di questo anno, di questi 14 mesi, si è basato principalmente sul dare delle proposte alla politica per una ripartenza sicura. Purtroppo ad oggi non sono state recepite queste linee guida, sono state date delle linee guida per altri settori che molto spesso sono anche più difficili da controllare, perché ricordiamo che in un evento privato c'è sempre qualcuno che può far adottare dei protocolli di sicurezza, cosa che vediamo tutti i giorni non può succedere in una piazza durante l'orario di aperitivo. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Seduta complessivamente positiva per le borse europee. Nei prossimi giorni il focus si sposterà sulla riunione della Fed, da cui si attende una conferma della politica monetaria accomodante. In mattinata è stato pubblicato l'indice IFO tedesco in lieve aumento a 96,8 punti, ma al di sotto delle aspettative. Gli operatori continuano a monitorare la diffusione della pandemia e i piani di riaperture delle attività economiche. Nei paesi sviluppati le campagne di vaccinazione stanno sostenendo la ripresa, mentre le economie emergenti come Brasile e India continuano a fare i conti con contagi in crescita e nuove restrizioni. Intanto la Commissione UE ha avviato una procedura legale contro AstraZeneca. In Italia riflettori sul premier Draghi, che ha illustrato alla Camera il piano nazionale di ripresa e resilienza per i fondi del Recovery Plan, il cui impatto positivo sul PIL sarà di circa 3,6 punti percentuali. Entro fine mese il PNRR verrà inviato alla Commissione europea, che darà il proprio responso entro 60 giorni. Nel complesso potremo disporre di circa 248 miliardi di euro, ha affermato il Premier. Il FTSE termina in progresso dello 0,5%, ben intonati anche il DAX di Francoforte a più 0,1%, il CAC 40 di Parigi a più 0,3%, il FTSE 100 di Londra a più 0,4% e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,9%. A Wall Street proseguono per lo più in rialzo il Dow Jones a più 0,05%, l'S&P 500 a più 0,2% e il Nasdaq a più 0,6%. L'attenzione degli operatori è rivolta soprattutto alla stagione di trimestrali, in attesa dei conti in questi giorni di Tesla, Microsoft, Google, Apple, Facebook e Amazon.
Sul Forex l'euro-dollaro arretra leggermente a 1,208, mentre il cambio tra biglietto verde e yen torna in area 108,1. Riducono le perdite le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,8% a $64,9 e il WTI a meno 0,6% a $61,8 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si stabilizza in area 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano in risalita allo 0,80%. Tornando a Piazza Affari, chiudono in calo Prysmian a meno 3,2 e Leonardo a meno 2,1%, che ha acquisito da KKR il 25,1% di Hensoldt, società leader in Germania nell'elettronica per la difesa, per 606 milioni. Avanzano invece Tenaris a più 3,45 e i bancari Biper a più 3,1, Mediobanca a più 2,85 e Intesa a più 2,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'alta pressione di origine africana interessa l'Italia centro-meridionale, sebbene disturbata a partire da martedì da una perturbazione che però si limiterà ad apportare maltempo solo sul nord e centro Italia. Sulla Calabria invece si verificherà il passaggio di nubi medio-alte senza piogge degne di nota, accompagnato da un rialzo deciso delle temperature che all'inizio della settimana si avvertirà maggiormente sui versanti tirrenici, mentre da metà settimana in poi anche sul resto della Calabria. Domani passaggio di velature, dal pomeriggio si potranno anche formare foschie dense e banchi di nebbia sui litorali ionici del Crotonese, del Catanzarese e del Reggino, che poi si addentreranno nell'entroterra. Temperature in aumento sui versanti tirrenici e le aree montuose con picchi elevati, mentre sui versanti ionici centro-meridionali le temperature resteranno stazionarie nelle medie. Domani venti inizialmente ovunque da sud moderati, addirittura forti sul Golfo di Taranto e Ionio Crotonese. Nel pomeriggio i venti però ridurranno la loro intensità, in particolare sul Tirreno, dove diventeranno deboli in direzione variabile. In conseguenza di ciò il Mar Ionio sarà molto mosso, mentre il Tirreno generalmente mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.